durante la trasmissione abbiamo il salotto di Lello Grigi. E quale onore, quale piacere stasera di essere confortato da un salotto bello, pieno direi, di artisti, di addetti ai lavori, celebri della canzone napoletana. Chiaramente a tutti questi amici che mi hanno onorato la loro presenza c'è da fare qualche domandina. Ripeto, noi non vogliamo fare processo a nessuno, ci sono già troppi processi. Cerchiamo di fare un po' di informazione e cultura sulla canzone napoletana. E quando dico cultura abbiamo delle persone veramente indicate per tutto questo. Chiaramente volevo fare qualche domandina, in modo io non parlo più, cercherò di fare da moderatore ove mai la discussione si dovesse accendere e chiedere agli amici qui presenti una cosa. Secondo la vostra opinione, rivolta a tutti, a partire da maestro Desideria, al maestro Peppino Russo, Alberto Berri, al maestro De Angelis, all'amico Cantelmo, che anche lui è un addetto ai lavori, anche se non lo fa più, a Mario Trevi, vorrei chiedere questo. Secondo la vostra opinione, quali sono gli ingredienti giusti per una bella canzone? E subito dopo aggiungo, c'è differenza fra una canzone scritta 30-40 anni fa, cioè voglio dire una canzone classica, e una canzone attuale, una moderna? Prego. Allora vogliamo far rispondere la persona più anziana per primo? Sì? Sì, è giusto. A Peppino Russo. Parla il più vecchio. No, parla il più giovane in questo caso. Come allora noi gli diamo un attimo il microfono a Peppino. Ah, ce l'ha il microfono. Grazie per avermi chiamato il più giovane, sono il più giovane tra i vecchi. Più giovane tra i vecchi. Allora, per me differenza fra la canzone di ieri e quella di oggi non esiste. Non esiste. No. È Napoli che canta. Silenzio per cortesia in sala. Noi cantavamo nella maniera che pretendevano i nostri predecessori, i nostri sommi, i nostri grandi maestri, ai quali il povero poeta, dico povero poeta perché allora facevo il poeta anche io, parlo appena di 70 anni fa perché ho cominciato nel 1924, giusto? Ma ha messo il microfono sbagliatamente. Facciamogli un applauso per piacere, scusate. Ma non si era visto comunque, i tecnici sono stati così bravi ho avuto la gioia di essere messo in mezzo da quelli che si chiamavano Lama, Valente, Tagliaferri, con i quali ho fatto le prime canzoni. Sono passato a grande, ai grandissimi, a Cambora, a Vian, al grandissimo Gente, al quale mando un applauso e l'applauso di tutti quanti. E non c'è maestro che non... maestro Claudio Esposito, l'hai sentito? Grazie maestro, grazie. E ho avuto la gioia di scrivere con tutti quanti. Gioia fra le gioie ho avuto come interpreti delle mie canzoni, cominciando dal sommo, lo chiamo sommo col permesso di tutti i cantanti di oggi. Vittorio Pariso ha cantato le prime canzoni mie. Con lui ha cantato Morta in America, come si chiama? No. Ria Rosa. Con lui ha cantato Ria Rosa. Ria Rosa mi cantava addirittura una canzone di Staffelli dal titolo Vocaforo. Vittorio Pariso innamorata buciarda, una cosa di questo genere. Comunque da allora sono passato a tutti quanti i cantanti di oggi. Ho avuto il piacere di essere cantato da Sergio Bruni, ho avuto il piacere di essere cantato dal grande, per me grandissimo, perché veniva dal teatro, veniva dalla lirica, veniva dal saper cantare, era il maestro dei cantanti di allora, il grosso Franco Ricci, al quale invito tutti quanti voi altri a dare un applauso e vi ringrazio. L'applauso che io vorrei prolungare ancora non so per quanto tempo anche per voi altri. Io volevo sentire che tu volevi dire. Sì. Cantanti napoletani, sì, perché le tue canzoni sono state veramente così belle e importanti che praticamente, cominciando da me che sono l'ultimo dei grandi quale della canzone napoletana. Tu sei ultimo dei piccoli, sei il grande fra i grandi. Le tue canzoni sono state interpretate da tutti i cantanti napoletani, da me, da Alberto Berri, da Franco Ricci, da Maria Paris, da Gloria Cristiana, da Aurelio Fiera, da Giacomo Rondinella, da Vittorio Parisi, da Ferdinando Rubini, perché io sono uno che mi interessa e mi piace sapere. In questo momento ti domando chi dei nomi che tu hai detto in questo momento, dei tuoi illustri colleghi quanto te, non ha cantato per permesso.
dimmi un solo nome. L'ho detto. Tu stavi dicendo quelli che ti ho preceduto. Chiedo scusa che io intervengo. Prego. Il discorso è questo: se c'è un tema, ecco, è bene rimanere dentro. Benissimo. Tanto siamo felici di avere il decano della canzone napoletana, Peppino Russo, il quale significa ed esprime tutta la nostra Napoli. Effettivamente nell'arco di tempo, nella sinusoide di vita che egli ha avuto musicalmente, c'entrano tutte le più belle canzoni di Napoli e noi gli rendiamo l'omaggio. A nome di Napoli e di tutti i cantanti napoletani, tutti gli autori, ti facciamo un applauso veramente perché sei stato uno importante. Però adesso se tu me lo consenti, vorrei che il signor Grigio tirasse in ballo un momento il mio carissimo amico di sempre e volevo sentire a te proprio senza rete. Una alla volta, perciò io lo so che da Peppino Russo al Cavaliere un momento, io vorrei dire una cosa. Io devo dire che il Cavaliere Alberto Berri è quello che mi ha cantato per prime, molto egregiamente, molto bellamente a Napoli in Italia con l'illustre maestro Secorini. Ha cantato una delle mie belle canzoni, Oica, è stato l'interprete principale. Mo ci vuole l'applauso, restiamo un attimino. E Femmine Lusso l'hai cantato tu per prime piedi secoli. Metti il microfono, Gennaro. Stai bene? Stai bene? Io vorrei, accostalo. In mezzo a tutti questi artisti che avete citato, non so se ha cantato Russo, ma vorrei che si ricordasse Maria Abate. Ma basta, mi ha cantato decine di volte. Un applauso. Un applauso per Mario. La memoria. Grazie Gennaro Grazie. Allora, se mi consentite, restiamo in tema per cortesia. Passando un attimino a Alberto Berri, che ha una piccola parentesi pare da aprire e chiudere, e poi cerchiamo di restare in argomento. Prego, Cavaliere. Dunque, io chiedo scusa anche all'amico Peppino Russo. Vai! Siamo vecchi amici, perché siamo vecchi assieme, insomma. Io perlomeno lo sono diventato. Lo sai per diventare, per arrivare a voglio alla mia fama come vecchiaio non ci è arrivato ancora. Però se mi dai l'opportunità, io vorrei almeno dire due parole. Cioè, praticamente io dico, certe dichiarazioni, certe asserzioni, in maniera specifica, se sono poi autoesaltanti, per conto mio vanno ignorate. Esatto. Dopodiché poi ci sono delle dichiarazioni e puntualizzazioni che vanno esaltate e quindi vanno capite. Io non so se sono state capite o non. Io sono l'ultimo degli ignoranti, però ecco, 7 giorni fa, l'ultima trasmissione, io non sono venuto, sono stato invitato prima ancora che avvenisse quello che le mie orecchie hanno ascoltato, e quindi mi sento in dovere di congratularmi con l'amico Mario Trevi per delle puntualizzazioni e delle precisazioni fatte, e anche col maestro Desideri che ci legano anche, addirittura ancora con la buonanima del padre, perché noi, ripeto, io faccio parte di un'altra categoria, e quindi solo questo volevo dire, e logicamente ha fatto bene per me Trevi a puntualizzare e precisare. E là serve per arrivare perché mentre altre dichiarazioni erano autoesaltanti, lui invece più umile, con i piedi per terra, anche perché lui mi ha ripetuto la stessa frase che dice: chi si umilia sarà esaltato, e quindi siccome noi siamo gente che ci siamo sempre umiliati, quindi ecco perché siamo esaltati. In modo particolare io sono 27 anni che non canto più, però pure il prete mi vuole ancora bene, non lo so perché. Grazie Alberto Berri. Grazie. Allora sentiamo un attimino, per restare in argomento, il maestro Enzo Desideri, poi passeremo a Giorgio De Angelis. Vorrei glissare su quanto è stato detto dianzi in questo momento dai nostri amici, perché potrebbe avere un sapore di polemica. Quindi glissiamo e andiamo avanti. La canzone come viene rappresentata? Benissimo. La canzone è un'espressione artistica che segue tutto il campo artistico del periodo in cui si vive. Per cui quando è sorto il romanticismo, quando c'è stato il neoclassicismo, quando c'è stato il barocco, quando c'è stato l'illuminismo, sono movimenti culturali che abbracciano tutte le arti. Per cui se si progredisce, non si progredisce solo nella canzone, nella musica, ma si progredisce in architettura, si progredisce nel pensiero, si progredisce nella grammatica, nella poesia. Questo periodo, là onde ci siano dei buoni musicisti, degli ottimi autori, e noi ne siamo consci, non possiamo
trascurare che è un periodo in cui si corre, in cui il consumismo ci ha un poco distrutti, certo. Consumando ci stiamo autoconsumando, per cui quei concetti che prima si esprimevano pacatamente quando lui cantava a voce mamma, ma la voce mamma è bella adesso per i napoletani perché vogliono bene Peppe Russo e si immedesimano nel concetto che è stato così bene musicato anche da Genta, ma nel periodo attuale certe situazioni sono cambiate, per cui anche la nostra televisione che ci presenta spaccati di vita moderna, certe cose sembrano superate. Noi dobbiamo soltanto auspicare che si ritorni un poco con l'animo, col desiderio, col pensiero a vivere una vita più calma e più tranquilla, ad osannare gli autori, i musicisti e i cantanti, che abbiamo il piacere di averne tanti, alcuni stanno qui con noi. E per concludere vorrei dire questo, che io che ho 42 anni di spettacolo, sono vecchio anch'io, non come Peppino, che Peppino è il decano di tutti, sarei felice di risentire, unitamente a Mario Trevi, unitamente agli artisti di adesso, la nostra artista che abbiamo qui, a Lello Dolmo, che già abbiamo ascoltato, di risentire Alberto Berto, Alberto Amati, Franco Ricci, che magari in un'epoca passata erano sempre presenti e ci davano una certa situazione, come addetti ai lavori, di assuefazione, ma adesso risentirli, unitamente a te Mario, e quindi unitamente a tutti gli artisti, sarebbe un grandissimo piacere che io mi augurerei che si avverasse. Quindi è un sogno, è un desiderio mio però di risentire. Dire una cosa, secondo tutto quello che dite è benissimo, è giustissimo. La questione di Avuci Imam, che oggi potrebbe essere un po' errata, nel senso che i giovani non concepiscono più questi ideali, questi sentimenti veri, vergini, ma secondo me se noi avessimo più vetrina televisiva, io ti parlo adesso a carattere nazionale, secondo me questo discorso potrebbe essere molto importante positivamente per noi. Perché? Perché tu pensi che prendiamo quelle trasmissioni che sta facendo Enzo Arbore, no? Quello non sta facendo altro che fare il dritto e il furbo sulla nostra storia e sulla nostra canzone, perché lui ogni tanto, assieme a Mattone, che è un mio amico di sempre, perché io lo conosco quando non era Mattone di oggi, cioè l'autore di tutte queste cose, che è anche l'autore delle canzoni, delle sigle che ha fatto poi quel comico, come si chiama, romano, che ha fatto poi anche Fantastico, aiutatemi a dire. Sì, Nino Frassi. No, l'altro, prima, è il bravissimo, quel romano. Comunque non fanno altro che logicamente fare gli intelligenti sulla nostra canzone. Perché? Perché se noi avessimo a disposizione ogni settimana un'ora e mezza come situazione regionale, Regione Campania, a noi ci potrebbe toccare perlomeno 5 ore di trasmissione televisiva per poi mettere in vetrina queste canzoni napoletane, e logicamente io penso che anche i giovani potrebbero cambiare idea. È chiaro. Guarda, Napoli come volevo amore. Sentire un poco Alberto. I giovani, una decina d'anni fa, adesso non ricordo l'epoca precisa, tutti ricordiamo. Si chiama Montesano, il comico che dicevo io. Enrico Montesano. Quando Massimo Ranieri andò militare, fece un concerto al Sistina di Roma e ha fatto un disco con tutte le canzoni celebri napoletane, no? E i giovani lo hanno apprezzato, lui le ha cantate in maniera, diciamo, classica, non ha modificato né la linea melodica, tantomeno la ritmica, è vero maestro, mi appello a lei. Quindi voglio dire, quindi l'hanno riscoperto, non lo hanno riscoperto, cioè l'hanno scoperto i giovani, sì, i Ranieri di Rosa Rosa, però ecco, certo. Voglio dire... Cioè io addirittura voglio dire un'altra cosa, che il grande Pavarotti, che per me, figurati, è il massimo del massimo, e allora a un certo momento, sì, è bello la lirica, tutto quanto, tanto di rispetto, perché è la vera musica, la vera arte, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci sono paragoni, insomma è un paradosso il mio, ammesso e non concesse che volessi paragonare la canzonetta con la lirica, però Pavarotti, quando vuole stabilire e vuole totalizzare tutto quello che ha fatto, un video che si mette a cantare, torna a sorridere, sì, e manda in delirio tutto quanto la trasmissione. Ma io 6 mesi fa ragazzi, praticamente allora, noi abbiamo dei documenti davanti a noi che possiamo veramente fare delle cose pazzesche, e la RAI lo sa che non può darci questo, perché se noi oscuriamo tutto quanto il settore nord, e per me nord significa da Firenze a Domodossola, insomma. Benissimo, Mario, allora se hai concluso io vorrei passare un attimino una sola parola, maestro De Angelo. Una sola parola vorrei. Ancora non ha parlato Peppino. No, io mezza parola dico. Ditemi. Ringrazio Mario e tengo a precisare che le canzoni sono state cantate da tutti quanti i tenori, non solo da Pavarotti,
ma il Pavarotti e gli altri hanno senz'altro seguito il grosso, il grande napoletano Enrico Caruso, perché è lui che ha cominciato a cantare il napoletano. Facciamo un applauso anche al nostro grande Enrico Caruso. Allora, torniamo un attimino in tema. Se il maestro De Angelis sta in una posizione ottimale, volevo sentire il suo parere in virtù della domanda che ho fatto, cercando di restare un attimino nel tema, nell'argomento. Si dice che gli ultimi saranno i primi, io purtroppo parlo per ultimo, dopo tanti illustramenti, mi trovo praticamente, hanno detto un poco tutto sulla canzone napoletana. Alla prima domanda che tu mi facevi, io penso che per quanto mi riguarda personalmente, la canzone è un momento di emozionalità, cioè non confondiamo gli autori dai mestieranti, e questa è una cosa che ci tengo a ribadire, perché tutti sono autori, le canzoni sono momenti emozionali, questo vale anche per il cantante e quindi non si può disconoscere. Ci sono momenti, sì è vero, l'autore ruba pure occasioni della vita, cerca di prendere situazioni a volo, cerca di portare diciamo così, o in musica o in parole quelle che sono le osservazioni della vita. Io per esempio nel mio piccolo non sono del livello di Peppe Russo, il carissimo amico, però per carità, io la canzone forse con la quale più sono conosciuto è un po' Cambiria, Gelosie, Mario Mera, tanto per dire, perché io non parto come autore napoletano, ma cerco di fare altre cose più per complessi eccetera. Però voglio dire questo, la canzone ripeto, è un fatto emozionale, ci sono manifestazioni della vita che vanno colte a volo. Questo è per quanto riguarda le canzoni. Poi per quanto concerne sia la canzone classica che quella moderna, io sono d'accordo con Peppe Russo che la canzone ha sempre lo stesso momento, è sempre Napoli che si esprime, comparativamente ai tempi nei quali Napoli vive. Fra 100 anni... Con queste asserzioni vuol dire che Napoli è degradata? No, io non sono d'accordo. C'è solo un po' di autolesionismo per quanto concerne certe autolesionismo, perché giustamente come chiedo scusa che no, è giusto, continui prima lei. No, è giusto. No, perché voglio dire, giustamente come diceva Mario Trevi, io 6-7 mesi fa ho ascoltato per televisione un concerto di Pavarotti dal Hyde Park, pare che si chiama. Io non conosco l'inglese, scusatemi, perdonate, qui io inglese. Ma insomma ho sentito un concerto di tanti brani di opera, però solo l'orchestra aveva intonato, incominciava a intonare l'introduzione di Torna a Sorrento. 200.000 persone, tra cui i regnanti, questo ci fa un applauso che e dico perché non ci rimbocchiamo le maniche e amiamo Napoli come l'amano Cavaliere, io dico una sola cosa. Allora io devo chiedere scusa se De Angelis conclude, perché no Mario, perché volevo concludere quello che diceva Mario. Io volevo completare dicendo una cosa, dopo che ha finito l'amico qua autore, io non lo so, mi permetto di dirlo, lo so che a te ti farà tanto male adesso, però è tanto bello, dirtelo, è tanto bello dirtelo io in prima persona, perché tu sai quanto ti voglio bene e so quanto tu mi vuoi bene, perché tu mi hai visto nascere, insomma abbiamo cantato insieme ai festival insieme. Ti voglio dire solo una cosa, se tu stasera qui, già hai capito, se tu stasera qui potresti cantare un poco di canzone, quello che vuoi, d'accordo con il maestro, secondo me tu faresti felice a 3/4 di Napoli. No, a me personalmente ancora più Senti, comunque volevo dire, per concludere, non perché abbia il pensiero di concludere, no, volevo sottolineare questo concetto. E sono d'accordo con quanto detto sulla canzone classica napoletana. Però se noi ci limitiamo a ritornare sempre sull'oleografia, su quelle che sono le cartoline di messaggio che si mandavano una volta, perché gli autori di una volta hanno espresso il loro tempo. Chi ha scritto Torna a Sorrento, chi ha scritto Sole Mio, l'ha scritto perché lo sentiva, perché è stata un'emozione di quel tempo ed è stata... Ma io sono convinto che l'amico qua non è che dice solamente Torna a Sorrento e cose, perché per me la canzone napoletana si intende anche dagli anni 50 agli anni 90. Giusto. Per cui ci sono delle canzoni belle anche degli anni 90, degli anni 80 che hanno avuto dei successi, cioè noi non possiamo ignorare Cioffi, Pisana, Renzi, eccetera. Logicamente valutiamo Tagliaferri, però non sottovalutiamo Cioffi. Sì, ma non fermiamoci sempre a tornare indietro, cerchiamo di mandare un messaggio. Grazie. Lo dicevo che devo fare da moderatore, però vi dovete scusare, non voglio fare lo scostumare. È bello, però parliamo sempre, finiremo con non cantare più. Mario, noi stiamo insieme per 10 puntate, avremo voglia ancora in questo lotto di dire. Volevo lasciare un attimino, solo 10 secondi a Giorgio De Angelis e poi per cortesia, siccome il mio amico Gennaro Cantelmo
è stato un addetto ai lavori. Lui come organizzatore, lasciamo dire una cosettina pure a lui. No, ma io volevo parlare addirittura come uno del popolo, uno di quelli là che ha ascoltato tutte queste cose. Potrei anche non essere d'accordo con quello che avete detto, in quanto io quelle bellissime audizioni di Gennarella, di Bidera, di Pisano e Cioff, di Edoardo Alfieri, io non li sento più. Quelle bellissime canzoni, quegli autori, io non li sento più. Non voglio togliere niente agli autori attuali. Però ditemi un pochettino a me, quando è che si riesce a sentire un'altra volta quella lì? Volevo concludere una cosa di prima, allora, a questo che se ha chiuso Gennaro, sentiamo un attimo. Io prima di essere autore, quando ero ragazzo, ero un tifoso di Alberto Berri, Alberto Amato, Franco Ricci, ma non mi ricordo varie parti. Va bene. Però volevo dire, allora non c'era televisione, radio eccetera eccetera, però c'erano, se vi ricordate, delle audizioni, le case discografiche, addirittura venivano questi cantanti con una bacchetta e ci indicavano le parole e le cantavamo appresso a loro, è vero o no? Anche fino a Luna Rossa, io ricordo a Castellammare, fino a Luna Rossa abbiamo fatto questo. Ora non è questione di Vedrino, come diceva Mario, la televisione non ce la dà, ma ce la potremmo dare noi, caro Mario. Vabbè, ma noi nel nostro piccolo, scusate, nel nostro piccolo potremmo fare di più. Prego, basta, break, non attacchiamo avanti, se no Mario, mi devi scusare Mario, abbiamo ancora altre 8 puntate da parlare. Allora io devo dire una cosa, faccio proprio il monello. Dovremmo parlare con Bossi che si fa da... Chiedo scusa. Allora no, in questo caso scusatemi, devo fare una piccola puntualizzazione. È bello quello che abbiamo detto e apprezzo moltissimo anche quello che diceva Trevi, perché la RAI magari dovrebbero darci più spazio e così via. Però Mario, consentimi fare il presuntuoso, mi conosci abbastanza da più di un anno, diciamo. Non diciamo gli anni miei che pure sono. Alberto Berri è stato il mio maestro, ma lo dico nel senso affettuoso più assoluto. 30 anni fa lui mi ha inserito, grazie al signor Stile, che lui mi ha lanciato sul palcoscenico, e Alberto Berri mi ha pulito un po'. Però consentitemi... No, vi prego. Però consentitemi dire una cosa. Nel nostro piccolo, però, anche attraverso gli schermi di Teleano, noi stiamo dando un contributo alla canzone napoletana. E vorrei concludere con quel magnifico appello, quella preghiera che ha fatto Mario Trevi, pregando il nostro cavaliere Alberto Berri di accennarci almeno una strofetta o un piccolo refrain. È un regalo che mi fate sotto l'aspetto proprio dimostratemi veramente ancora una volta di volermi bene e fate un grande regalo a tutta Napoli. Prego. Il fatto che l'ho tenuto nascosto per 27 anni, dal giorno in cui io non canto più. Io non canto più per voto. Il mio voto si chiama Antonello, mio figlio. Sì. Ci vuole l'applauso. Grazie. Un applauso, Antonello. Non mi permetto più nel modo più assoluto di insistere, si è svelato un grande segreto. Adesso però, scusatemi, arriva la signora. Prego. Mio figlio è sposato l'8 dicembre dell'anno scorso. Io mando un saluto a lui Antonello. E Maria Libera. Non ho cantato l'Ave Maria, che è incisa comunque. L'Ave Maria, io sto parlando di Ave Maria di Schubert. Non gliel'ho cantata. Ed era vostro figlio. È vostro figlio. E mio figlio e mia nuora, la famiglia, hanno capito il perché. Benissimo, noi vi ringraziamo ugualmente, spero però di avervi, almeno questo impegno lo potete prendere, spero di avervi almeno qualche altra volta in trasmissione, mi farà immensamente piacere. Adesso arriva la signora. Spero di trovare questi amici. Senz'altro, sempre li troverete. Arriva la signora, pubblicità. Siamo addirittura d'arrivo anche per la seconda puntata, ci hanno deliziato fino adesso Teresa Stile, i cantori di Sergio Bruni, tutti i bravissimi amici che mi hanno onorato della loro presenza. Saluto ancora affettuosamente Baldassarre, però chiaramente dobbiamo concludere e concludiamo come sempre con la splendida voce di Mario Trevi. Grazie, buonasera. Io, trovandomi nel tema degli autori, vorrei mandare, se tu me lo consenti, un saluto all'amico Edoardo Alfieri, che è stato anche lui uno dei partecipi alle cose di buona Napoli. Auguri Edoardo, auguri. Le canzoni che io farò stasera sono due canzoni degli anni 50. Una si intitola Olione Margelline e un'altra Carrozzella. Prego maestro.
Io quando passa a capo a Margellino mi ferma sempre innanzi a sto leone, sto povero leone sta fontana, che per dispietta manca l'acqua mia, e beh che faccia di mi fa una pena, ma guarda sto leone e pensa a me. Sto leone Margellina, che sto povero leone, io sin bella di guaglione che sa bene non spassare, che a cavallo ci si mette, chi la tegna tutto musso, se leone che non fosse, mette prete che può fare. Io son che tale quale sto leone, io per dispietto di un così nessuno, son che marmale perciò, può fare me che la calore. Mi chiamano leone tu quartiere, ma sanno qua per tremare paura, ma per sta bocca tua, per sto occhio nero, oggi perduto ma tutta bravura, per me sto nome è una passatura, facetemi favore, mo cagnare. Sto leone Margellina, che sto povero leone, io sin bella di guaglione che sa bene non spassare, che a cavallo ci mette, chi la tegna tutto musso, se leone che non fosse, mette prete che può fare. Io son che tale quale sto leone, io per st'amore son quasi nessuno, son che marmale perciò, può fare me che la calore. Che a cavallo ci si mette, chi lo tegna tutto musso, se leone che non fosse, mette prete che può fare. Io son che tale quale sto leone, io per st'amore son così nessuno, son che marmale perciò, può fare me che la cavò, può fare me che la cavò. Grazie Mario, grazie, bravo. Grazie Alberto, grazie. Che la conosce per di tutte strade, non rinda casa non ci sa stare, dice con innamorata non vestita, che passa moda e se l'ha da cagnare. Oggi l'ha fatta a me, ma di mano fa con te. Una carrozzella porta spassa a chi sia chi le piace camminare. Si incarrozza a Margellina, non arrivo gli adamone, caccianata da salire. Ma se stessa attenta, ma se stessa attenta,
che un'ascesa può capitare, un coppa ascesa può sciogliere, si va là serinda rote, che rosata maggio fa. Tanto che malancella fascio puzza, che mano con un spazzarà. E allora pagherà con stessa prezzo, e lacrime che ha fatto spantacare. Solo tanto può capire quando amore fa soffrire. Stessa attenta, che un'ascesa può capitare, un coppa ascesa può sciogliere, si va là serinda rote, che rosata maggio fa, che rosata che maggio fa. Grazie a Mario Trevi. Mario, puoi passare tranquillamente come l'altra volta perché qui siamo in diretta, non c'è problema. Lo so che sei un artista, conosci bene i tempi televisivi e anche i passaggi davanti alle telecamere, ma noi ti concediamo la passerella tranquilla e beata. Puoi passare. Claudio Esposito. L'amico qua dice che noi dobbiamo andare dopo. Io, Alberto Berri e il signor Peppe Russo da lui a pigliarci un caffè. Allora, il signor Candelma ha invitato gli amici a prendere un caffè. Vorrei concludere salutando di nuovo il maestro Claudio Esposito, Teresa Stile, Antonello Papa alla chitarra, Rosario Atanasio al mandolino, voce solista Nello Olmo, i cantori di Sergio Bruni. Grazie di cuore alla gentilezza e alla bontà del maestro Enzo Desiderio. La settimana prossima vi farete la cortesia di suonare. Tante grazie al nostro grande Peppe Russo, al mio amico, e mi è consentito questo, grande amico da sempre, Alberto Berri. Grazie. Al concittadino Giorgio De Angelis, autore di tante belle canzoni. A Mario Trevi e all'amico Gennaro Cantelmo, nonché ai tecnici, a Franco, a Gianni, a Maurizio e Carlo. Arrivederci a giovedì prossimo, ciao!